Va ora in onda la rassegna stampa. No, ma può entrare, no, fatelo entrare pure. Scusate, ma i gendarmi hanno bloccato Simone all'entrata perché pare che non è un terrorista, no, perché è troppo nero, troppo abbronzato. Simone, attenzione, poi con quella barba chiaramente ricorda qualcuno, Vieni, no, può entrare, ok, bene, ok, ci siamo tutti, quindi Simon 1, Simon 2, Gene più, buongiorno, Sammy Varin, certo, 8:33, come state? Male, c'è Barbara malata e cavolo, il culo scoperto, attenzione, questi sbalzi di temperatura non fanno bene, certo, però il fatto di aprire gli occhi e vedere un po' di sole qui al nord non fa assolutamente male. Dai, guariamo e spezziamo una lancia ufficialmente, quindi per tutti coloro che sono un po' mal ridotti dal punto di vista della salute, tranquilli, ascoltare Radio Libertà vi guarisce. E certo, sono onde elettromagnetiche che picciu vi guariscono. Vedi, già sta meglio, certo. È morto. No, vabbè, bisogna scherzare un po' perché le notizie quest'oggi sono varie e variegate. Lo sapete, l'ultima cosa che voglio fare in questo format così particolare di rassegna stampa è quello di farvi annoiare. Non ci si annoia su Radio Libertà. Grazie a chi ci ama, grazie a chi ci odia, ma ci ascolta. Grazie anche a chi ascolta le repliche, perché dalle 18 la sera, ancora in questi giorni, va in onda il meglio della nostra programmazione e siete innamorati di alcuni conduttori. Anche a me piace da morire ascoltare Cambi, scrive un ascoltatore adesso perché è appena finita la replica. Carlo Cambi e Filippo Daverio, io li ascolterei a getto continuo. Persone così interessanti nel profondo ne nascono sempre meno e ne muoiono perché insomma l'altro è un fantasma, ma chiaramente lo ricordiamo caramente. Il buongiorno a chi ci segue dal sito radiolibertà.net. Qui mi potete anche guardare, ragazzi. Oggi, aspetta che mi alzo. Collezione autunno-inverno, una bellissima maglietta con cos'è? Una aquila, questa è una roba che vola, un uccello che vola. E buongiorno a chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare e ogni tanto clicca sull'icona e sente che cosa succede. Sì, perché qui succedono cose, a differenza delle altre radio dove è tutto tranquillo, premeditato, registrato. Qui pompa, siamo a vivere insieme la realtà anche attraverso di voi, quindi potete interagire con noi in qualunque momento, non siete soli, basta inviare un messaggio al 340 67 09 659, un numero da memorizzare sul vostro cellulare. Dura, certo, dura 24 ore su 24, anche durante la notte. Vi svegliate di colpo, pensate di aver visto D'Alema in mezzo alla parata, scrivetemi le vostre impressioni. 340 67 09 659. A un certo punto, dopo le 10 questa mattina, addirittura potrete chiamarci in diretta allo 029294 7222. Grazie agli amici che ci sbirciano su Facebook, la pagina di Lega Salvini Premier, più di 1 milione di follower a guardare il faccione di Sammy Varinone. Beh, c'è un motivo per tutto, perché qui si parla molto di Lega, si parla molto di centrodestra, ma non soltanto, perché tra poco vi leggerò il nostro quotidiano di riferimento mattutino e so che piace questa cosa, piace, ogni tanto vi faccio arrabbiare, mi piace ancora di più. Buongiorno certamente a chi ha scelto di aiutare Radio Libertà, magari facendo pubblicità sulla nostra radio. Certo, tra poco vi leggo il quotidiano di Sicilia, scusate, che cavolo, dite niente? Il quotidiano di Sicilia. Ma
potete scegliere di aiutare Radio Libertà facendo un giro sul sito radiolibertà.net, cliccando Sostienici e poi abbonati con una carta di credito, carta postale, ricarica carta, quel che volete, anche 5 euro per Sammy Varin, e non per me naturalmente, ma per migliorare la nostra emittente, sono ben accette. Chiaro che c'è il conto corrente postale, vecchio, storico conto corrente postale. Se dovete andare in posta a pagare qualcosa in queste ore, segnatevi questo numero: 37 67 12 94, lo ripeto, 37 67 12 94, intestato a Radio Libertà a Milano. Ci scrivete sulla casuale o causale contributo volontario e la cifra che preferite per sostenere una radio di nicchia come la nostra, ma che dice cose che gli altri non possono o non vogliono dire. Vai. Quotidiano di Sicilia, titolo principale: Agrigento 2025, sprint sull'ultimo rettilineo, 4 mesi per riaffermarsi grazie alla cultura, scritto maiuscola. Dopo le difficoltà iniziali, la capitale italiana è pronta a rilanciarsi per chiudere l'anno in bellezza. Un po' più in sotto: Ponte sullo Stretto, ora o mai più, un'opera cruciale per il meridione, un'analisi sui benefici oltre le strumentalizzazioni politiche e le recriminazioni dei benaltristi a chi? Ecco i motivi per dire sì. Signori, se avete qualche dubbio, avete dubbi, incertezze, fotte proprio nulla. Quotidiano di Sicilia, e sentiamo anche cosa ne pensano loro. Poi tra poco ci arriviamo, le bufale che gli americani non vogliono che arrivino soldi dalla NATO. Sono bufale, non abbiamo mai chiesto soldi, ve lo dico subito. Che pazienza, santa polenta. Sì, grazie naturalmente al Quotidiano di Sicilia, Quotidiano d'Italia, grazie a chi sceglie Radio Libertà per far conoscere la propria attività. Ci ritroviamo a Pontida, il 21 di settembre lo stand, il gazebo di Radio Libertà vi aspetta sul sacro pratone di Pontida e ci sarà Sammy Varin a darvi il benvenuto. Il sito del Corriere apre in questo momento con Sinner, non dà scampo a Musetti, vince in 3-7, da in semifinale Yannick, ho messo da parte l'amicizia. Dal Corriere a Repubblica, qui l'apertura è la stessa, sempre su Sinner, un po' più in basso: la tragedia a Lisbona, deraglia funicolare in centro a Lisbona, 15 morti, un'italiana tra i 18 feriti, 5 ricoverati in gravi condizioni. Lo vedremo tra poco anche sul cartaceo. Qual è il quotidiano di riferimento di Radio Libertà? Indovina, indovinello? Eccolo qua, ma è il quotidiano comunista, Il Manifesto. So che vi faccio venire da grattare, ma ragazzi, il titolo di oggi è troppo bello. Il titolo del manifesto di oggi, guarda qua, dovete accendere la radiovisione, andate sul sito radiolibertà.net o se avete scaricato l'app di Radio Libertà, in alto a destra c'è scritto canali, schiacciate perché salta fuori la diretta video. Il titolo del manifesto di quest'oggi è Maramao. Stupenda. L'altra lunga marcia della Cina è finita. Per gli 80 anni dalla vittoria mondiale a Piazza Tiananmen sfilano solo truppe e sistemi d'arma cinesi. Il monito di Xi: nessun bullo ci intimidisce. Così la seconda superpotenza punta a un nuovo ordine globale. Maramao titola oggi il quotidiano Il Manifesto. Lo amiamo, come Alberto Arcer, lo amiamo assolutamente. Però in taglio alto, giustamente, c'è la flotilla. La flotilla, ragazzi, pompa la flottiglia. Pompa la flottiglia. Oh, ma la stanno pompando tutti quanti, ragazzi. Comincia a piacerci. Oh, parlamentari italiani a bordo della flotilla. Chissà se soffriranno il mal di mare. Nella missione ci sono anche esponenti di AWS, PD
e 5 Stelle. Il governo tuteli tutto l'equipaggio. Questa è la frase della Schlein che sinceramente ho detto, ma che cazzo dice? Tuteli, cioè vogliono gli elicotteri? La missione della Global Summit Flotilla, la più grande da quando si tenta di rompere l'assedio israeliano a Gaza, diventa anche un caso di politica interna. Dopo l'enorme mobilitazione di Genova, e le promesse dei portuali, i camalli soccattivi, oltre a dire parolacce, se li girano le balle, hanno detto: se perdiamo il contatto con le navi anche solo per 20 minuti blocchiamo tutto. Ieri 4 parlamentari italiani hanno annunciato che saliranno a bordo. Sono l'eurodeputata di AVS Benedetta Scuderi, la collega PD Annalisa Corrado, il deputato PD Arturo Scotto e il senatore dei 5 Stelle Marco Croatti. Una scelta forte che colma quello che rischiava di essere un vuoto. Bella questa frase. Una scelta forte che colma quello che rischiava di essere un vuoto. Sulle imbarcazioni, infatti, saranno presenti esponenti politici francesi, spagnoli, portoghesi, insomma, mancavano quelli italiani. Nella striscia l'incubo dello spostamento verso il sud. Ma d'altronde questo è il quotidiano comunista, Il Manifesto, che parla anche Libano, granate sfiorano la missione, attacco israeliano contro UNIFIL. Bella la prima pagina, variegata soprattutto, tu dici si parla soltanto di Gaza. Non è vero, perché in taglio basso ci sono i leader alla festa di AVS, ragazzi, ieri hanno fatto pure la diretta su Rete 4, chiaro che Rete 4 dopo la morte di Emilio Fede è passata dall'altra parte, diciamolo, centro-sinistra unito per uscire dalla notte, tutti quanti usciamo dalla notte, Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, non è un film del terrore, signori, erano tutti insieme a Roma in occasione della festa di AVS, hanno stretto qualche vite in più, c'è scritto così, hanno stretto qualche vite in più verso l'alleanza, ma in un mondo più armato e con una tornata elettorale alle porte. Sono poeti, signori, sono poeti. Io oggi compro il quotidiano Il Manifesto. Quanto costa, scusa? 1,50 euro? Cazzolino, oh, ce ne sono che costano meno. Va bene, sì, certo, quindi vanno d'amore e d'accordo, hanno detto ieri, poi fa niente se ognuno si vota la sua mozione, non sono d'accordo su niente, ma vanno d'amore e d'accordo. In quel momento, nella foto sul palco con la birra in mano, era successo anche l'altro anno, stessa identica storia. Nello stesso giorno in cui De Caro rinnova il suo no a Vendola in Puglia, tanto per ricordare. Sempre sul quotidiano, oggi lo compro, Il Manifesto, oltre al titolo che continua a invogliarmi, Maramao, è bellissimo, sarà bocciato chi protesta, già, maturità, domani in Consiglio dei Ministri approderà un altro pezzo della riforma della scuola in senso autoritario e sovranista, voluta dall'esecutivo, cioè stai zitto alla maturità e Valditara ti boccia, capisci? Questo è un metodo autoritario e sovranista. Valditara ha preso a pretesto le proteste degli studenti, a pretesto le proteste, sono bravo, scioglilingua, gli arcivescovi si stantanopolizzantemente tetraclorofenolo di pensioparadossina, andiamo a Seveso, sì. Valditara ha preso a pretesto le proteste degli studenti che si sono rifiutati di sostenere l'orale all'esame di Stato per modificare ancora, bada ben, la struttura dell'ultima prova. Dal prossimo anno chi si rifiuterà di partecipare al colloquio con la commissione verrà bocciato, ma è una cosa pazzesca, è una vergogna, cioè non fai l'esame e ti bocciano sti cazzoni. Il provvedimento si inserisce nel modello di educazione
educazione punitiva che persegue la Meloni, educazione punitiva, contestato dagli educatori, sì, dagli educatori del manifesto. Mi fermo, basta, troppo, lo so, è troppo, però giustamente lo sapete, cerchiamo di fare controinformazione. E chi è che vi legge rassegna stampa al manifesto per 10 minuti? Dai, nessuno, ti giuro, nessuno. E allora vai, oh, sembro Antonino Danna, il canterino. Vado avanti con altri quotidiani che vi possano mettere un po' di pepe in culo in questa giornata. Siamo ormai a giovedì 4 settembre 2025, siamo tornati a lavorare. Qualcuno ha lo sguardo fisso? Mi spiace che è lo sguardo fisso, però dai, bisogna ritornare prima o poi al lavoro e ci aspetta un autunno assolutamente caldo. Tra poco parliamo anche di elezioni, tra poco parliamo di cosa pensa la Lega e il centrodestra di alcune argomentazioni. Vi leggo il Secolo d'Italia. Sì dai, no, per par condicio, no, che poi c'è anche l'Unità che oggi invoglia parecchio. Sto diventando comunista, Dio mio, punitemi, fatemi ciò che volete. Il Secolo d'Italia titola oggi Sfida all'Occidente. La parata di Pechino allarma USA e Unione Europea, 3 autocrati che vogliono un nuovo ordine mondiale. Leggiamo l'editoriale di Giovanni Pasero. La Cina mostra i muscoli nella grande parata militare di Pechino per la celebrazione degli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con la resa incondizionata del Giappone firmata il 2 agosto 1945. Per quasi 2 ore nella piazza Tiananmen, la stessa piazza che ha affogato nel sangue l'ultima battaglia di libertà del popolo cinese, hanno sfilato truppe, carri armati, missili balistici, mezzi corazzati, accompagnati dal sorvolo di pattuglie aeree, a ricordare al mondo la disponibilità di una dotazione militare che renderebbe possibile conquistare Taiwan anche con la forza. Vestito con un look che a molti osservatori internazionali ha ricordato il leader comunista Mao Zedong, appunto Maramao, il presidente cinese Xi Jinping ha scelto di avere seduti ai suoi lati Putin e il dittatore Kim Jong-un per saldare anche visivamente l'asse dell'Est. Che poi non è così, perché la Russia non è che faccia proprio parte dell'Est, mi sembra. Come ha commentato la BBC, è stato puro teatro politico ed è stato questo, più che la sfilata delle armi, che pare aver infastidito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il leader cinese ha rubato le luci della ribalta e le sta usando per mostrare il suo potere e la sua influenza su un'alleanza guidata da Oriente, determinata a respingere un ordine mondiale guidato dagli Stati Uniti. Da evidenziare che oltre a Kim e Putin c'erano oltre 20 capi di Stato e di regimi spietati, dal capo del regime militare di Myanmar al presidente iraniano Pezeshkian. Ok? C'era anche D'Alema, ma non è pervenuto sul Secolo d'Italia, va bene, che in taglio basso mette l'ultima provocazione di Putin: Zelensky può venire a Mosca, Hai presente quando la mamma ti dice vieni, non ti faccio niente, e dietro c'è nascosta la ciabatta. La sinistra si attacca a Greta e si imbarca sulla flotilla per Gaza. Signori, questo gesto teatrale è fantastico. Interviste a gogo per chi fate il tifo, signori, li vedremo tutti quanti in televisione. Ci saranno collegamenti importanti dalla nave, ti faranno vedere quando vomitano per il mare mosso, sacro vomito. Calabria di Cesare e Lucano, attenti a quei 2 impresentabili, ne parliamo tra poco, perché anche su altri quotidiani, soprattutto Lucano, uno dice ho accolto l'invito di Alleanza Verdi e Sinistra italiana, e alle prossime elezioni regionali in Calabria sarò capolista insieme a Mimmo Lucano nella circoscrizione Sud, provincia di Reggio Calabria, nella circoscrizione Nord, provincia di Cosenza. Lo scrive nella sua pagina Facebook la professoressa Donatella Di Cesare. Chi fu costei? Chi lo sa me lo dica. 3406709 fa parte degli impresentabili. Intanto mollo il Secolo d'Italia. Lo volete? Vado?
Dai, no, no, non può, no, la verità non la leggo, mi state scrivendo al 34067096659. Se leggo subito la verità, che oggi parla ancora una volta, è l'unico giornale che parla della fondazione Gimbe, che se la prende con Regione Lombardia, perché probabilmente gli dà pochi soldi rispetto ad altre, si scherza, ci mancherebbe altro, no? Dopo ne parliamo. No, volevo fare un giro anche sull'Unità, visto che insomma, cioè questa è una radio di riferimento per il centrodestra, però so che ci ascoltano molti altri che non votano centrodestra e che addirittura votano a sinistra. Ed è bello anche, insomma, che ne parliamo, che mi scrivete il vostro pensiero, anche fossero improperi, al 34067096659. L'Unità, molto più elegante rispetto al Maramao del manifesto, titola questa mattina: Xi, vestito da Mao, lancia la sfida. Nasce la potenza che fa paura a Trump. La grande Eurasia a Pechino. In centropagina, Bibi l'ingrato bombarda anche i caschi blu. Libano, ira di Crosetto, non è un errore. Ma abbiamo capito, insomma, che i caschi blu non servono proprio a niente. E rimandateli nei bunker, dai. Schlein a Meloni, cosa farà per la sicurezza dell'equipaggio della flotilla? Questa è la frase capitale di ieri della Schlein, che ha dato comunque motivo di esistenza della leader di centrosinistra. Ieri la segretaria del Partito Democratico ha scritto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni una lettera per portare all'attenzione della Premier la partenza della Global Summit Flotilla, alla cui missione, informa la leader Dem, hanno aderito anche 2 membri del PD, il deputato Scotto e l'eurodeputata Corrado. Questo è il testo integrale. No, il testo integrale no, non ce la faccio, ragazzi, perdonatemi. Comprate il quotidiano L'Unità, anche questo €1,50. Ho una mia dignità, e poi te l'ho detto, il 21 di settembre sono lì al gazebo di Radio Libertà a Pontida sul grande Sacro Pratone e mi beccate. Sì, ci sono. 5 minuti e leggerò i vostri messaggi WhatsApp. C'è qualcuno che reclama, dico: quando è che leggi il mio messaggio? Tra poco lo leggo. Intanto però volevo tuffarmi, dici dove vai, sul quotidiano Il Tempo. Sì, dai, tiriamo l'acqua al mulino di centrodestra. Il Tempo si è offeso perché non l'hanno fatto entrare in rassegna stampa. Chissà come mai. Scrive il quotidiano di Tommaso Cerno: ci cacciano ma non ci tappano la bocca. Porte chiuse alla giornalista del Tempo Giulia Sorrentino alla conferenza del Movimento 5 Stelle in Senato. Cioè, capite, i 5 Stelle non hanno fatto entrare il Tempo, e il Tempo è molto dispiaciuto di questa cosa, sicuramente. Perché? Perché il Tempo sta indagando sui rapporti tra sinistra e Hamas. È uno dei pochi giornali che ci spiega bene che anche dietro la flotilla, che tutti applaudiamo perché comunque vogliamo dire basta a questa guerra, e soprattutto ci siamo accorti anche all'interno di centrodestra che forse quelli di Israele stanno esagerando ammazzando la gente sulla striscia di Gaza, ma forse abbiamo appena questa sensazione. Però, intorno alla flotilla ci sono molti amici di Hamas, e soprattutto questi gridano Free Palestine, ma non dicono fora di balla Hamas. Come mai? Ma perché? Come mai? Ma perché non lo dicono? Bene, non li hanno fatti entrare al giornale, alla conferenza stampa dei 5 Stelle. Gli uomini di Conte hanno detto: fuori di qui, siamo al completo. La maggioranza insorge, la libertà di stampa è stata violata e la russa apre un'indagine, ma noi ce ne freghiamo e vi raccontiamo i pericoli islamisti. Bene, Tommaso Cerno, il suo editoriale si intitola Grazie Conte, finalmente una conferma.
Mi sento di ringraziare Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle. Ieri una sua parlamentare ha impedito a una giornalista del Tempo, Giulia Sorrentino, autrice di un'inchiesta sui legami tra la sinistra italiana e gli uomini legati ad Hamas che operano nel nostro paese, di partecipare a una conferenza stampa in Senato, e ripeto in Senato, sulla flotilla in rotta verso Gaza, tanto cara agli ex grillini, che gli hanno dato anche un bel po' di soldi, sai. Sì, la scusa è un accredito sbagliato, il solito dare la colpa alla burocrazia che tanto piace agli italiani. E per spiegarlo si è scomodato proprio il leader 5 Stelle Conte. Troppa grazia, Sant'Antonio. Se non fosse che le sue parole svelano la vera ragione sulla porta sbattuta in faccia a Giulia. Le risposte e i contenuti della conferenza stampa sono stati resi noti da agenzie e colleghi sui siti, dallo stesso 5 Stelle pochi minuti dopo. Quindi, visto che non credo che una mail non letta giustifichi la cacciata di un giornalista da una sede del Parlamento italiano, l'unica spiegazione è che avevano paura delle nostre domande. Una su tutte: è vero che i vostri big hanno legami politici con Hamas? Tan da da dan. Se avete dubbi, 1,20 euro. Oggi il quotidiano Il Tempo è in edicola. Di spalla Alessio Buzzelli, AVS 5 Stelle in gara per conquistare Albanese. L'allarme di un watch, propaganda antisemita. E poi la stessa Giulia Sorrentino a Nun lancia il manifesto politico nel cinema comunale e Gualtieri lo blocca. Il Tempo di Osho mette naturalmente D'Alema. Alla parata militare in Cina spunta D'Alema ed è bufera. Se siamo fatti una magnata dei bambini, che te dico fermate. Ma soprattutto, signori, c'è davvero chi non ci credeva, perché quello che vi dicevo ormai da tempo, con l'intelligenza artificiale adesso in rete c'è tutto il contrario di tutto, e qualunque cosa dici ma no, non è vera. E vedere D'Alema in questo video con tutte le scritte in cinese, cioè, sembrava davvero una cosa fatta con l'intelligenza artificiale. D'Alema alla parata militare in Cina, ah, che spiritosi. Oh cazzo, c'era davvero. Tra poco lo vediamo. I candidati in Calabria, Lucano e Di Cesare, il sindaco decaduto e la prof Pro BR, hai capito? La Di Cesare, la prof Pro BR, sono le nuove star di AVS, il nuovo tandem di AVS per le elezioni regionali calabrese, composto dalla Di Cesare e dall'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, che d'altronde avete votato, è diventato anche parlamentare, è decaduto da sindaco di Riace perché ne ha combinata qualcuna, diciamo così, con immigrati e compagnia bella, ma secondo me lui non c'entra assolutamente, perché è una brava persona, ma ce l'ha la faccia da brava persona. Augusto Minzolini scrive: la strana guerra di De Caro che punta alla poltrona di Elli. Si sono fatti fare tutta la foto con la birra in mano, però stanno litigando alla stragrande. Ma qui mi devo fermare, minimo, è tempo di pausa musicale. Forse non lo sapete perché siete nuovi ascoltatori, ma ogni mezz'ora Sammy Varin ferma la rassegna stampa e manda in onda un artista assolutamente sconosciuto. Chiaro, noi diciamo le notizie che non esistono quasi sugli altri quotidiani, ci stagliamo completamente dalla solita musica famosa dei big, e allora, se trasmettiamo cose diverse dal punto di vista politico, la musica lo è ancora di più. Alle 9 normalmente un pezzo strumentale, e abbiamo anche oggi una pianista molto in gamba, che seguiamo da decenni, ma non è mai arrivata alle cronache nazionali, al festival de Chiu, de là, quelli grandi importanti. Ci arriverà, per me sì. Si chiama Fiamma, Velo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Come siamo meditativi, è vero? Con Fiamma Velo si intitola Il Cigno, una delle sue ultime composizioni. E se volete scoprire una musica diversa, basta scrivere Fiamma Velo sui social, seguitela e su YouTube c'è tutta la sua produzione. Il buongiorno da Sammy Varin, 4 minuti dopo le 9 del mattino. Certo, sono proprio io, Sammy Varin. Torna in onda la sera dopo le 18. Ancora per oggi e per domani va in onda in replica il meglio della nostra produzione. Buongiorno a chi ci segue sui social, su Facebook, su YouTube, quando e come volete, ma vi ricordo che sul sito radiolibertà.net c'è anche la sezione podcast e qui potete riascoltare e scaricare le trasmissioni preferite di questo o di quello, il tutto condito con le vostre dichiarazioni, perché siete voi i veri editorialisti della nostra radio. Inviando un messaggio al 340 6709 659 entrate in onda con me. Ciao Sammy, ma quelle barche riusciranno a sostenere il peso politico dei parlamentari che ci saliranno? Sono talmente pesanti e importanti che metteranno in crisi la navigazione. Walter scherza perché molti di questi sono assolutamente sconosciuti, ma c'è Scotto, famoso rocchettaro, che cavolo. Buongiorno, certo che noi italioti siamo proprio idioti, idioti, fa anche rima, e dei poveri mentecatti, visto che siamo felici di pagare profumatamente delle merdi. Ha scritto così, che al posto di fare il loro mestiere, si fa per dire, di parlamentare, se ne vanno in giro sulle navi a fare propaganda per giunta contro l'Occidente che li mantiene. E poi Gino gli manda gli accidenti, eccetera. Gino, prendiamo le distanze, non si trattano così parlamentari, soprattutto in questo caso, signori, è gente che vuole lanciare un messaggio. Se avete delle idee migliori, ve lo dico da qualche giorno, avete delle idee migliori, mi proponete queste idee. L'unica cosa che io dico a questa gente è che oltre a gridare Palestina libera, devono gridare fuori Hamas. Questo non lo fanno e la cosa mi preoccupa non poco. Caro Sammy, buongiorno. Quella candidata lì è quella che ha detto che le BR sono state un momento glorioso per l'Italia. Vergogna. Grazie Beppe di avermelo ricordato. Era una prova per capire se sapevate quello di cui parlo. Caro Sammy, non esagerare con le minchiate come dicono a Bergamo, che scrivono i giornali sinistri. Abbiamo già i notiziari che ci riempiono la capa. Buon intenditor, buone parole. Vero, Ruggero, assolutamente. Adesso solo centrodestra. Notizia che i nostri giornalisti non daranno. 6 candidati di AfD morti in circostanze sospette a breve distanza dalle elezioni locali in Germania. Bravo Raimondo, e ti dico una cosa che non sai, ormai sono già 7. Tra poco ci arrivo. Se non partivano dai loro paesi, dispersi in mare non sarebbero annegati. Dite alla Meloni che riprenda una buona volta quel famoso promesso in campagna elettorale, il blocco navale. E voi della Lega, le ronde padane con telefonini e taser. Qui in Italia non si può più uscire di casa, né di giorno né di notte. Caro mio, non posso che darti ragione, abbiamo fatto tante leggi. La verità è che c'è qualcuno che poi queste leggi le interpreta e le smonta. A proposito, lancio da parte della Lega, proprio poco fa i provinciali della Lega hanno sparato in onda questa bella locandina. Guarda qua, facciamola vedere in diretta. Difesa, Lega, spese militari non per guerra ma per assumere forze dell'ordine, e ci sono i 2 capigruppo. Guardalo qua, te lo leggo. Siamo determinati affinché l'aumento delle spese militari rafforzi la sicurezza interna, con particolare riferimento al controllo di aree sensibili come le infrastrutture strategiche. Nessun soldato italiano in guerra. È invece importante assumere più donne e uomini in divisa per presidiare le nostre strade, le nostre stazioni e contrastare l'immigrazione clandestina e difendere i nostri confini. Poco fa i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Chiaro che se poi voi la Lega non la votate, non fate gne gne.
avete votato altri partiti, magari di centrodestra, che invece hanno altre idee su questo fronte. Poi facciamo squadra, e cosa dobbiamo fare? Usciamo dal governo? Fate vincere i comunisti? Ditemi comunque sempre il vostro parere, è assolutamente benvenuto, benvenga, grazie a questo ascoltatore che ricorda la pagina di Libero, e tra poco arrivo, ma se vi leggo tutto subito, tutte le belle notizie subito, e poi dopo vi distraete, girate su Radio Popolare, su Radio Latte e Miele per sentire sempre le solite 10 canzoni, e no, anche vecchie, ma bellissime, bellissime. No, resta con me. Io vi canto Roberto Muro, lo sta chi, anche Marcella Bella, la versione dance era stupenda, ragazzi miei. Si vede che ho lavorato non a Latte e Miele, ma a Radio Italia anni 60. La Lega accelera sul federalismo fiscale. Ragazzi, e non è un ciao, anzi è un ciao, sì, ma lo abbiamo truccato. Già, e prima del 21 di settembre succederanno cose. Zitto, Sammy Varin, non puoi parlare. Zitto. Ieri non si trovava da parcheggio, e tu, Simone, sei tornato oggi. Ieri qui in Bellerio non c'era un buco libero, tutti qua riuniti, e tra poco vi dirò qualche cosa che sappiamo solo noi. Intanto però sono sul quotidiano Il Tempo, e giustamente sono arrabbiati perché li hanno cacciati dalla conferenza stampa dei 5 Stelle, roba importante, ingresso vietato alla nostra giornalista alla conferenza in Senato sulla Flotilla perché indaga sulla sinistra e su Hamas. Giro la pagina. I parlamentari di sinistra si divertono a fare i marinai, e Bonelli evoca complotti. Attenzione, Bonelli io lo amo troppo, però Bonelli dovevi andarci anche tu su quella nave, cavolo. Soffri in mal di mare. Bonelli evoca complotti dicendo spie israeliane a Sigonella perché è passato un aeroplanino. Sulla nave di Flotilla croati 5 Stelle, Scuderi AVS, Corrado e Scotto PD. Schlein e Conte chiedono al governo protezione per gli avventurieri. Smentita la teoria della cospirazione, l'aereo era in Sicilia per rifornimento. Cioè ragazzi, aspettavano che cadesse giù. No, poteva passare a fare il pieno di benza? No, sono venuti a spiare la nostra nave. Vado avanti, sono sul Tempo, ragazzi, è roba buona quest'oggi sul quotidiano Il Tempo, che nella stessa pagina, dopo arrivo anche, ti spiegano del sindaco decaduto e della prof che omaggiò le BR, ma nella stessa pagina dove si racconta dei parlamentari di sinistra che si vestono da marinaretti, si parla anche di Lega. La richiesta di Cisinta al Parlamento UE: cambiare radicalmente le norme sui minori stranieri. Cioè, capite dove si fanno tanti discorsi per ore, poi alla fine questa è la scelta finale che andrebbe fatta. Bisogna cambiare le norme sui minori stranieri, perché sono loro che aizzano, sono loro che vi devo ritrasmettere il video di ieri, ragazzi, C'era il Maranza in piedi sopra il tetto di una macchina che dicevo: sono Maranza, sono capo, aspetta che vado a riprenderlo. Qualcuno di voi se l'è perso, ragazzi. L'ho fatto vedere ieri a mia moglie Marta, come al solito pensava che scherzassi, dice la tua trasmissione è proprio divertente. Divertente un cavolo, Marta, è tutto vero. Questo, dai, sul cursore fammi vedere il Maranza, fammelo sentire, Questo è un Maranza che ascolta Radio Libertà e che ti invia questa roba. A me prudono le mani. Vai. Guardate! Sì. San Giovanni! Sesto San Giovanni. Guardate il re dei Maranza. Il re dei Maranza che fa? Okay. Sale sul tetto della macchina. Bravo. Sopra la macchina. Bravo. San Giovanni, casa mia. Casa sua. Ok. Va bene. San Giovanni, casa mia. Ok. Sempre nel Bronx. Sì. Maranza si era capito, Maranza si era capito. Chiaramente, signori, questi sono i figli del barcone che diventano anche i capigruppo dei vostri ragazzi in compagnia.
Se glielo permettiamo, a me prudono le mani, mi dai qualcosa per grattarmi? Va bene. Saluto chiaramente ai Maranza che ascoltano Radio Libertà. Un tempo c'era Abdul che lavava i vetri ai semafori, ma adesso non è più di moda neanche Abdul che lava i vetri. Vi siete accorti come non ci sono più lavavetri? Adesso ci sono i Maranza che si gettano sotto la vostra auto, che fanno finta di cadere, di farsi male, così dovete fermarvi e dovete dargli dei frin soldi. Questi sono gli ultimi Abdul, sono maturati. Un tempo erano ciabattanti che ciabattavano con le ciabattine, chiaramente comprate da noi. Adesso a quanto pare hanno fatto i soldi, hanno le scarpe più belle delle nostre. Sembra pazzesco. Lascia stare i telefonini, lascia stare. Vado avanti, sto perdendo tempo. Qualcuno mi scrive: certo che sto perdendo tempo, siamo dei perditempo, ma questo è un format di rassegna stampa che non esiste da nessun'altra parte. Non capisco come mai l'abbiano data in mano a me, e il grande Giulio Cainarca sì che la faceva bene, però ce l'ho io in mano e ne faccio ciò che voglio. Poi chiaro, ci sono gruppi d'ascolto di destra, di sinistra, gente che commenta, che scrive bene, che scrive male, ma state ascoltando un prodotto che non esiste da nessun'altra parte. Giurin giureta. E ritorno alla richiesta della Cisint, europarlamentare della Lega. Ha presentato un'interrogazione urgente al Parlamento europeo per chiedere la revisione radicale delle norme sui minori stranieri. Troppe città italiane, ha denunciato, sono sotto ostaggio di baby gang composte da stranieri che entrano illegalmente nel nostro paese come minori non accompagnati. Non scappano da nessuna guerra, ma anzi, la guerra la portano nelle nostre strade. E per il già sindaco di Monfalcone Cisinti, il quadro giuridico adottato dalla Commissione nel contesto del patto su asilo e migrazione deve essere riformato. In questo contesto, le autorità nazionali incontrano notevole difficoltà nel verificare l'età effettiva e procedere al rimpatrio di coloro che compiono reati e minacciano la sicurezza pubblica. In tal senso, Cisinta ha chiesto alla Commissione se non valuti opportuno e urgente riformare il quadro legislativo per introdurre i test ossei già utilizzati legalmente in diversi Stati membri, che permettono di distinguere un minore da un adulto. Eh sì, perché prima o poi salta fuori. All'inizio li vediamo i minori con la barba, ma molti hanno la barba bianca addirittura. Ma è stato il viaggio che gli ha fatto crescere la barba bianca. In che modo la proposta recentemente presentata in materia di rimpatri faciliterà l'espulsione dei minori non accompagnati protagonisti di gravi reati, superando i rilievi della Corte, sentenza bla bla? A livello nazionale c'è poi il problema della legge Zampa, una norma targata PD che ha alimentato il business delle strutture di accoglienza, garantendo troppe tutele agli stranieri. I fatti accaduti a Udine lo scorso 29 agosto, dove il futuro elettore Dem è stato protagonista di una rissa davanti alla casa dell'Immacolata, sono l'ultimo esempio del caos portato nelle nostre strade da chi non intende integrarsi. Per la Cisinte bisogna impedire gli arrivi e ridurre le rotte clandestine, blindando i confini esterni dell'Unione Europea e non facendo entrare, e poi rispedendo al paese di origine chi non rispetta le nostre leggi. Europarlamentare Anna Maria Cisinte, Lega. Anche lei sarà ospite chiaramente il 21 di settembre sul Sacro Pratone di Pontida in provincia di Bergamo, dove ci riuniremo tutti quanti, Lega, centrodestra, ma non soltanto. Siamo ancora sul tempo che vi ricorda il sindaco decaduto e la prof che omaggiò la BR. Le nuove star di AVS sono loro, altri non ce n'è. Dopo Suma Oro e Salis, Bonelli e Fratoianni scelgano Lucano e Di Cesare per puntare ad accaparrarsi voti in Calabria a sostegno dei 5 Stelle. Tridico, e mo te lo dico, il sindaco decaduto e la prof che omaggiò la BR, le nuove star di AVS. Chiaramente, signori, è tutto vostro questo articolo sul quotidiano Il Tempo. C'è sempre il Risico in Puglia, tutto risolto, anzi no, Vendola rimane capolista. Chi ha paura di Vendola? Tutti quanti. Ormai
ormai ha cresciuto i suoi figli fatti con il cocktail di spermatozoi e adesso giustamente può tornare in politica. A me è sempre stato simpatico, secondo me è in gamba, dice cose che non capisco, forse è per questo che mi sta simpatico, però mi piace. Chiaramente Vendola, stiamo scherzando, ci mancherebbe altro, tanto rispetto per altri gusti sessuali, ci mancherebbe. Un po' meno magari per chi utilizza strane tecniche per volere bambini a tutti i costi. Il mio è un parere personale, assolutamente. No, non è che uno si toglie la soddisfazione, voglio anch'io un figlio, se il figlio non lo puoi avere. Ditemi sempre cosa ne pensate al 340 6709 659. E ora la Schlein non sa più cosa fare. Vendola sì, Vendola no, Vendola su, Vendola giù, Bonelli spara zero contro De Caro, surreale che ponga veti sui candidati di altri partiti, l'accordo trovato da Boccia dura poco, i rapporti tra PD e AVS vacillano. Ma che ieri c'è stata la diretta su Rete 4, andavano tutti d'amore d'accordo, ma cosa dici, caro Tempo, cosa dici? Vai a pagina 7, la strana guerra di De Caro che punta alla poltrona della segretaria Dem. In ballo c'è la leadership del partito, crescono i dubbi su Elli e tra Manfredi e Salis salgono le quotazioni dell'ex sindaco di Bari. Ma a interessare me, prima di tutto ci sono i giovani Dem che insultano Tajani. Oh! Come si permettono? È un conto se diciamo noi qualche sciocchezza e giustamente erano corbellerie, ma questi cosa vogliono? Tajani ci fai schifo, mai detto una roba del genere. I giovani democratici di Viterbo, l'organizzazione giovanile del PD con sede nella Tuscia, vanno all'attacco di Antonio Tajani. Gli esponenti Dem usano parole d'odio puro nei confronti del leader di Forza Italia e ministro degli esteri in un comunicato inviato al sito Tuscia Web, oltre a aver affisso in giro per la città dei cartelli con la scritta Tajani ci fai schifo. Allora, politicamente, no, non si può dire neanche politicamente. Sullo sfondo la foto della stretta di mano con Netanyahu, manifesti definiti disonorevoli e vergognosi da Forza Italia, chiaramente la nostra solidarietà. Ma a interessare me c'è l'articolo di Gaetano Mineo oggi sul Tempo. Salvini smonta la bufala dei fondi NATO per costruire il ponte sullo stretto. Ieri tutti i giornali che dice che figura di merda il ponte sullo stretto, adesso non lo fanno più perché non potranno arrivare i soldi della NATO. Il ponte sullo stretto è finanziato esclusivamente con fondi statali. Non incide sulle risorse destinate alla NATO. La sua inclusione nel budget militare non è mai stata oggetto di discussione. Così il Ministero delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini, ha voluto mettere un punto fermo dopo le polemiche scatenate dall'opposizione sulle parole dell'ambasciatore statunitense presso l'Alleanza Atlantica Whitaker riguardo ai criteri di spesa militare. Ok? Si è trattato solo di un'ipotesi tecnica discussa in ambienti specialistici che l'opposizione ha amplificato a scopo politico. Ve lo dico perché è scritto solo sul Tempo, nessun altro ne parla e quindi resta la notizia non arriveranno i soldi della NATO, adesso non facciamo più il ponte. Santa polenta. Ancora sul quotidiano Il Tempo, che va forte oggi, ragazzi, se non l'avete mai comprato non sempre è facile trovarlo, ma cominciate ad avvisare il vostro edicolante per favore. Mi procura il quotidiano Il Tempo. Il Tempo è di Roma, ma molto spesso parla anche molto male di Milano. Bayrou. Sì, c'è un paginone riservato all'amata Francia sul Tempo. Pagina 9, dal vecchio En Marche a mobilitarsi. L'ultima di Macron per evitare la caduta. È la Francia malata d'Europa. Le parole d'ordine all'insegna dello stringere accordi prima del voto di sfiducia. I numeri non ci sono. L'8 settembre si riunisce l'Assemblea nazionale per decidere sull'esecutivo francese. Ma proprio parlando di Francia, Pietro De Leo oggi sul Tempo intervista
Alberto Bagnai. Bayrou è nervoso e attacca l'Italia perché rischia la bomba sociale. L'economista e deputato della Lega, con Giorgetti noi sempre meglio. Il problema è che la Francia non ha competitività, dunque è arrivato il momento delle scelte difficili. Alberto Bagnai, economista deputato della Lega, analizza la crisi politica in corso a Parigi e le sue cause. Qual è il problema della Francia? Il tema è appunto il recupero della competitività. In Europa ciò non si può più fare con un deprezzamento della valuta. La Germania ha chiesto alla BCE di svalutare quando è andato in crisi il suo settore automotive nel 2015. È stato fatto per il 25% e la risposta sono stati i dazi di Trump. Ora non si può fare un altro 25% per concedere un favore alla Francia, perché altrimenti Trump quei dazi li raddoppierebbe. E allora cosa si dovrebbe fare? Chiede il Tempo a Bagnai. Tutto inizia nel 2003 con la riforma del mercato del lavoro fatta dalla Germania, che allora era il malato d'Europa, tagliando del 6% il potere d'acquisto dei salari per recuperare. Questo ci ha costretti ai tagli fatti nel 2012 con l'austerità, che servivano a recuperare competitività. La nostra bilancia dei pagamenti è tornata positiva e ora stiamo recuperando sul fronte di occupazione e salari. L'unico grande paese dell'Europa che ancora si è chiamato fuori da questo meccanismo è la Francia, ma purtroppo ora non può più scappare. Per questo Bayrou è nervoso, anche perché si rischia una bomba sociale. Si teme un riaffioramento dei gilet gialli? Scrive il Tempo. Purtroppo è più che una certezza, è un rischio. E le tensioni sociali possono essere aggravate dall'intreccio con i problemi delle periferie e quella parte di popolazione di origine straniera composta da immigrati di seconda, terza o quarta generazione che non vuole integrarsi. Ha ragione il Wall Street Journal quindi quando sostiene che la Francia è il malato d'Europa? Risponde Bagnai. Il Wall Street Journal concorda con quanto noi economisti della Lega sosteniamo da anni. Quando scoppiò la crisi greca, per esempio, il collega Borghi scrisse che la Francia sarebbe stata la prossima. Poi è chiaro che un paese dal peso geopolitico rilevante, che ha la bomba atomica e presidenza della Banca Centrale Europea, impiega un po' più degli altri a pagare il conto delle proprie inadeguatezze strutturali rispetto a un paese che non ha nulla di tutto questo come la Grecia. Però prima o poi il conto arriva. Sono analisi che i miei lettori conoscono da tempo e sono contento di condividerle oggi con voi. Lettori ed elettori, ricordiamo che il grandissimo rappresentante della Lega Alberto Bagnai è molto attivo anche sui social, su X, ma anche semplicemente su Facebook e anche attivo su queste frequenze perché spesso lo ospitiamo. Dunque, se allacciamo tutto questo all'uscita di Bayrou contro l'Italia accusata di dumping fiscale, possiamo sintetizzarla così: si individua il nemico esterno per coprire i guai interni. Condivide? Risponde Bagnai. Sì, ma il tentativo è stato goffo e sciocco per due motivi. Il primo è che i problemi della Francia sono lì da almeno 20 anni. Il secondo è che i nostri elettori e i nostri contribuenti pensano di vivere in un inferno fiscale. Noi stiamo cercando di alleviare questo peso, ma sentir definire l'Italia come un paradiso fiscale non sta né in cielo né in terra. Si stima che noi perdiamo circa 10 miliardi in gettito l'anno a favore dei veri paradisi fiscali dell'Unione Europea, che sono Lussemburgo, Olanda, Irlanda. Andando sull'Italia, la presidente BCE Lagarde ha riconosciuto i progressi dell'Italia sulla tenuta dei conti ed è stata preventivata l'uscita dalla procedura di infrazione nel 2026. Questo che effetti può avere sulle nostre politiche economiche? Risponde Bagnai. L'Italia si muoveva su un sentiero stretto finché c'era il PD al governo. Su quel sentiero stretto, e lo dico da montanaro, non si andava né in alto né in basso. Con l'evoluzione impressa dal ministro Giorgetti siamo riusciti ad andare in alto. Ci saranno margini di manovra progressivamente più ampi per andare incontro ai bisogni della classe media, delle imprese e delle famiglie. Stiamo lavorando affinché ciò sia possibile già dalla prossima manovra e certamente nelle prossime settimane sapremo di più, soprattutto per chi veramente fatica a pagare le tasse. Ancora sul Tempo, ultimissime segnalazioni, ma c'è stata paura a Viterbo. Aspettavano armati l'arrivo della macchina di Santa Rosa, tradizioni bellissime, arrestati 2
turchi. Fermati dalla polizia in un bed and breakfast del centro storico, non sarebbero terroristi. Fischi per le luci accese in strada, di solito sempre luci spente per questa tradizione, ma poi la processione al buio come da tradizione. C'era anche Tajani, Giuli e non hanno potuto assistere a questo bellissimo evento. Ci chiediamo naturalmente cosa aspettavano armati questi turchi. Per voi che c'era? Avanti con le segnalazioni. Ultima segnalazione a pagina 19 del Tempo, centri sociali nelle aule. A pagina 19 del Tempo trovate la mappa delle occupazioni, signori, almeno sapete dove mandare i vostri figli a scuola. Tra gli intoccabili a Casalbruciato c'è l'Intifada, a Monte Sacro il Brancaleone, a Cinecittà il cortocircuito, al posto di banchi e lavagne i simboli degli attivisti e la cacciata è un miraggio. Qui naturalmente parliamo di Roma, ma anche a Milano non si scherza assolutamente, così come non scherziamo noi di Radio Libertà con la musica indipendente. Ogni mezz'ora un artista assolutamente sconosciuto per farvi sentire ciò che le altre radio non vi fanno sentire. Tra pochissimo è in arrivo Giorgio Rei. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Ciao, sono Giorgio Rei, volevo salutare tutti gli amici di Radio Libertà. Il mondo ci sorride, non si ferma mai. Mangi le unghie, arrossisci e non lo sai. Mi racconti delle tue avventure a Londra, di quel bacio rubato a quella stronza, tu eri sbronza. E dei sogni che fai, non ne parli mai. Andiamo a fare un giro questa notte, magari ci mangiamo un panino in due. Quando mi sei vicina mi viene voglia di vivere, di non pensare. Andiamo a fare un giro questa notte, mischiamo le mie lacrime alle tue, così non le possiamo riconoscere, così sarà più bello condividere. Il mondo sorride come non ha fatto mai. Ero trasparente e tu non lo ammetti. Mi racconti delle amiche psicopatiche, quella volta sul treno, il tipo strano che non senti più. Ma dei sogni che fai non ne parli mai. Andiamo a fare un giro questa notte, magari ci mangiamo un panino in due. Quando mi sei vicina mi viene voglia di vivere, di non pensare. Andiamo a fare un giro questa notte, mischiamo le mie lacrime alle tue, così non le possiamo riconoscere, così sarà più bello condividere. Mischiamo le mie lacrime alle tue, così non le possiamo riconoscere, così sarà più bello condividere.
Bello questo termine, condividere. Giorgio Rei scrive: per bisogno, per stare bene, non importa del successo o di essere alla moda. Bravo Giorgio Rei con la Y finale. Condividere lo trovate facilmente sugli store digitali e su YouTube, e grazie naturalmente agli artisti che cercano Radio Libertà, che mi scrivono, che mi fanno avere la loro produzione. Io l'ascolto e, se meritate, io vi trasmetto. Tutto è cominciato da quando la magistratura si è messa di mezzo a difendere clandestini e comunità che non hanno mai avuto intenzione di venire qui per integrare le loro famiglie e i figli nati, che hanno creato le bande minorenni già ben addestrate a delinquere e mettendo in pericolo tutti quelli che vogliono un'Italia sicura e cristiana con regole e leggi europee e occidentali. No, fa ridere, ma è tutto vero. È che questo succede quasi solo nel nostro paese. In altri paesi europei dell'est, avete visto, sono dei filmati sulla Polonia, eccetera. Cioè, ragazzi, ordine, non c'è un immigrato in giro. No, ci sono, assolutamente, ma fanno semplicemente i bravi. Dio mio, ci vuole tanto, ragazzi. Le loro donne, molte, stanno chiedendo delle protezioni delle nostre forze dell'ordine. Come possiamo convivere con dei talebani venuti qui per schiavizzare le loro mogli, figli e bambine e portare i nostri studenti a imparare le loro leggi islamiche nelle varie scuole italiane? La sinistra ci sta riuscendo, imponendo di mangiare halal. È già un bel passettino avanti, certo. Ci vorrebbe una bella rivoluzione in Italia fatta bene. No, non scherziamo, però la rivoluzione deve essere politica e anche culturale, sotto molti aspetti. È un bel casino. Vendola chi? AVS chi? Ma se hanno il 3%, non li vota neppure la loro mamma, ma fanno cagare in senso che salutare, no? Ah, che bello andare in bagno. No, non scherziamo, ma li votano e come? Perché insomma la Salis è un cognome molto conosciuto in varie parti, a Monza ma anche a Genova, e se la sono votata. Lucano, che ti dà una mano come l'amaro, e ragazzi, l'hanno eletto europarlamentare, Cioè, non è che è stato votato da quattro gatti. Sono gli eroi della sinistra, quelli che sfidano le leggi pur di rendere felici una minoranza. Capite? E questa è la moda di oggi. Per fortuna non proprio moda generalizzata, c'è chi crede anche nelle leggi, nella legalità e nell'onestà, e quindi vota centrodestra. E dovrebbe votare un po' di più Lega, signori. Sì, perché anche il centrodestra troppo spesso si annacqua di ben pensanti. Sempre la Germania che ci riprova a comandare in Europa dopo solo 70 anni, ma gli accordi post-guerra erano altri. Che fine hanno fatto? Ricordiamolo, come rimborsi di guerra mai pagati o il divieto di riammarsi, ora vengono a bere birra da noi dopo gli eccidi. Ah, la birra la bevono anche gli amici di sinistra, Io sono passato a quella analcolica, giuro, comincia a essere buona. Berengario in Subrico da Roma saluta e dice: i turchi di Viterbo sicuramente erano pronti per andare a caccia di cinghiali. Abbiamo anche il cinghialone da quelle parti. Lassù è pieno e danno fastidio perché mangiano anche le nocciole. Grazie, buona giornata. Ciao caro, grazie a chi ci scrive al 340 6709 659. Inutile dire che siete forti, ma io mi rituffo sui quotidiani, nessun bullo ci fermerà, scrive la Repubblica in prima pagina, e naturalmente anche la terribile notizia del deragliamento della storica funicolare, 15 morti a Lisbona, anche un'italiana tra i feriti. Attenzione, molto fredda, Repubblica con D'Alema, pagina 4, D'Alema, foto di gruppo con gli autocrati. A Pechino l'ex premier con Lukashenko e il dittatore nordcoreano. Le critiche in Italia dalla destra e dai centristi. Da sinistra no, assolutamente nessuna critica. Freddissimo questo articolo. Se volete farvi un giro, pagina 4 di Repubblica, che intervista Maslov. L'Occidente ne prenda atto, è l'alleanza più grande del mondo. Maslov è il massimo
massimo sinologo russo, direttore dell'Istituto dei Paesi Asiatici e Africani presso l'Università Statale di Mosca. La Russia ha scelto l'Asia, ma non è uno stato asiatico, sarà il paese più solitario del mondo. Interessante da leggere questo articolo. Ma io giro pagina, ragazzi, sono ancora però su Repubblica, perché l'offerta dei volenterosi, ecco le garanzie per Kiev. Macron vede Zelensky oggi, si vedono tutti quanti, ci sarà anche la Meloni, ma da lontano. Perché? Perché prepara un nuovo pacchetto di aiuti e uno dice, ah, per gli italiani. No, la Premier in video al summit, toni distensivi con la Francia e rilancia lo scudo dell'articolo 5 anche senza il cessate il fuoco. Qui chiaramente mi fermo, però vi ho messo sul tavolo la notizia. Non mi basta mettervi sul tavolo la notizia, ve l'ho data ieri in anteprima, proprio Repubblica mi pare che l'avesse messa in pagina. È arrivato l'ok dell'Europa al Mercosur, nuove occasioni commerciali. Siate felici. Fitto dice una scelta strategica. Palazzo Chigi valuterà l'approvazione finale, inserite garanzie a difesa dei coltivatori. La Lega, devo dire, con Centinaio, e non soltanto, qualche dubbiettino ce l'ha. E come, Azzolina? Ecco la risposta commerciale agli Stati Uniti, scrive Claudio Tito, corrispondente da Bruxelles di Repubblica. L'Unione Europea si rivolge a un'altra parte del mondo, il Sud America, per aprire nuove rotte nello scambio delle merci, e ieri la Commissione Europea ha dato il via libera all'accordo con il Mercosur, mercato unico sudamericano. Oh, attenzione, adesso deve essere ancora votato e gniniero, non è finita la situazione, però certo, se riusciamo a vendergli qualcosa e loro comprano, il problema è che bilaterale, anche da noi arriveranno cose che costeranno molto meno di quelle che produciamo noi. Non mancano dubbi e sospetti sull'intesa, scrive Repubblica, soprattutto in Italia e in Francia, in relazione alla possibilità di importare con più facilità i prodotti agricoli, che potrebbe mettere a rischio la sua ratifica. L'obiettivo del patto con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay è creare la zona di libero scambio più grande del mondo, con 700 milioni di potenziali consumatori, con dazi ridotti e barriere abbassate che dovrebbero rendere più agevole per le imprese europee agire in quel continente. Secondo l'esecutivo UE, l'accordo può aumentare le esportazioni annuali del vecchio continente verso il Mercosur fino al 39%, 49 miliardi di euro, che cifrettina, difendendo oltre 440.000 posti di lavoro. Si prevede un taglio alle tariffe, ora molto alte, su auto, macchinari industriali, medicinari, contestando le preoccupazioni di molti agricoltori europei, in particolare italiani, francesi e polacchi. Palazzo Bellemont stima che le esportazioni agroalimentari dell'Unione Europea verso il Mercosur cresceranno di quasi il 50%. In Italia però, scendo un po' più in basso, la Lega è già partita all'attacco. L'Italia, ha avvertito Gianmarco Centinaio, non può dare per scontata la propria approvazione alla ratifica. Non vorrei che a Bruxelles qualcuno pensi di approfittare del difficile momento provocato dai nuovi dazi statunitensi per far passare comodamente un accordo che può creare problemi ai nostri agricoltori. Non è un caso che sia dovuta intervenire la Presidenza del Consiglio per ricordare che sono state inserite salvaguardie aggiuntive a difesa degli agricoltori europei. In realtà gli esponenti del settore non sono affatto rassicurati da queste clausole, hanno esposto i loro dubbi, come la Coldiretti, che giudica ancora insoddisfacente l'intesa. Anche il governo di Parigi si è dovuto esporre pubblicamente per precisare che la Commissione ha ascoltato le riserve della Francia, ma comunque verificherà che siano effettivamente incluse nel testo. Domande e risposte, siamo ancora su Repubblica, ma ne parlano naturalmente anche altri quotidiani. Fondi per 6,3 miliardi, ritorno alle tariffe, l'aiuto agli agricoltori. E qui la spiegazione: cos'è il trattato di Mercosur, il trattato è già vigente, quando potrebbe entrare in vigore, eccetera, eccetera, eccetera.
Vado avanti? Sì, scendo semplicemente un po' più in basso, sono ancora su Repubblica. Dazi, sfiducia a Ursula da patrioti e sinistra. Le due mozioni, se avranno le firme, saranno discusse a ottobre. Anche il gruppo SD critico sull'accordo con gli Stati Uniti. Rosaria Amato su Repubblica ci racconta delle due mozioni di sfiducia, una da destra e una da sinistra. La ferma opposizione del blocco di SD che chiede con forza di emendare l'accordo sui dazi tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. All'Europarlamento monta la contestazione nei confronti delle ultime mosse della Commissione, dell'intesa con Trump, dall'intesa con Trump alla ratifica del Mercosur, anche se al momento la maggioranza Ursula tiene. Ad avviare la raccolta delle 72 firme necessarie per procedere al voto di fiducia è il gruppo del Left, che nel giro di poche ore ha messo insieme già 46 adesioni, e contemporaneamente quello dei Patrioti per l'Europa. Mi fermo, ma c'è un bel articolone quest'oggi sul quotidiano Repubblica su questo argomento. Avanti con le notizie e facendo ancora un giro su Repubblica, oggi il Semmivarine è molto comunista, giustamente abbiamo parlato dei grattacapi della sinistra per le prossime elezioni, sulla destra non ci sono novità, la destra bloccata sul Veneto, slitta ancora il vertice dei leader. Salutiamo il giornalista con gli orecchini Matteo Pucciarelli che ci dedica un bel articolone oggi su Repubblica. Il governatore un valore aggiunto, dice Salvini, attesa per l'incontro tra i due a Venezia, tensioni per l'arrivo di Vannacci alla festa di fine estate. E infatti eccolo qua, a parole la Lega non molla di un millimetro, la guida del centrodestra a Palazzo Balbi deve continuare a essere loro. A Salvini piacerebbe Alberto Stefani candidato, che poi è il vice segretario nazionale in Veneto, ma essere così vicini al leader in una terra gelosa della propria autonomia come il Veneto non è detto che li porti bene. Sotto traccia c'è poi malumore, ma è Pucciarelli a scrivere, è quello che lo ha fatto diventare famoso, per il protagonismo interno a suon di sgomitate di Roberto Vannacci, atteso oggi a Oppeano per la tradizionale festa di fine estate del partito. Il vice segretario nominato senza neanche passare dal via al congresso di Firenze, prima non era nemmeno tesserato, coltiva indisturbato una sua struttura parallela legata ai cosiddetti team, cercando di piazzare i propri candidati, gente tipo Stefano Valdegamberi, consigliere regionale della lista Zaia, protagonista 2 anni fa di un attacco social rivolto contro la sorella di Giulia Cecchettin. Come ha usato la giovane uccisa dall'ex fidanzato, le diede della satanista. Per inserire i suoi, Vannacci non manca di far notare il proprio peso elettorale delle scorse europee, voti conquistati fuori dal classico bacino leghista, parlando a un pubblico più che altro di estrema destra, che però lo ha contestato, dobbiamo dare onore al merito, visto che lui ha detto di chiudere i centri sociali, tutti i centri sociali, non solo di sinistra. Come osa? Al contempo la Lega continua a dare battaglia in vista della manovra e si parla naturalmente di Giorgetti, la pace fiscale definitiva con la rottamazione delle cartelle esattoriali, estensione della flat tax al 15%, maggiore contributo delle banche, applicazione di autonomia e federalismo fiscale. Ci arriviamo oggi sul Libero, maggiori investimenti per garantire la sicurezza nazionale e la protezione di cittadini e confini. Mi fermo, ma l'articolone, lui è il leader su Repubblica, Matteo Pucciarelli è grande. Concetto vecchio invece, a proposito di Veneto, ragazzi, non posso non citarlo, il grandissimo Franco Rocchetta, intervistato oggi su Repubblica. Ho fondato la Liga, Zaia è il male minore, gli altri pietosi. A Rocchetta non c'è nessuno che gli piaccia, destra, sinistra, gli stanno tutti sulle balle. Franco Rocchetta, 78 anni, fondatore della Liga Veneta, ragazzi, i vecchi celoduristi quante volte lo abbiamo ospitato a Radio Padania Libera. Lei per chi voterà in Veneto? Gli scrive Repubblica, lui risponde: non so neanche se voterò, ha una classe politica pietosa. Mi fermo, ma è
tutto su questo fronte, su questa falsalinea. L'intervista al grandissimo Rocchetta, che però a un certo punto dice com'è finito il processo per l'occupazione di Piazza San Marco con il tanco? Mi hanno assolto. L'avevano arrestata. 3 settimane in carcere come un terrorista. Eravamo una dozzina in una cella stretta, io in cima a un letto a castello non piantato alla parete, infatti oscillava moltissimo, per fortuna avevo fatto alpinismo. Alla fine c'è stato da innocente, ma il carcere mi ha arricchito. Io ero al Santa Bona a Treviso, ho conosciuto un'umanità che altrimenti non avrei mai incontrato. Ma lei è un secessionista? No, sono un federalista. Separarsi è sempre un processo infinitamente doloroso e complesso. Pensi all'Irlanda, al Kurdistan, ai baschi, fiumi di sangue e delusioni. Comunque, Rocchetta chiaramente è un grande, anche se adesso gli stanno tutti quanti sulle balle, però lo abbiamo seguito, e chi non si ricorda l'occupazione di Piazza San Marco con il tanco. Allora, io ero in redazione a Radio Italia anni 60, mi è arrivato un fax da via Bellerio perché avevo un contatto comunque con varie redazioni e certamente con quelle della Lega. Per un attimo ho chiuso gli occhi e ho detto: cacchio, qui sta succedendo qualcosa davvero. Dai che succede qualche cosa. Poi è andata come è andata, è la frase di Bossi dicendo che erano i servizi segreti. Ha spento gli animi. Chiaramente sto scherzando, perché ci sono ancora le guardie qui pronti a rientrare in Bellerio. Ci mancherebbe, sono battute, sono un comico. Molliamo il quotidiano Repubblica e qualcuno mi scrive era ora. Bene, allora per rendervi felice vado proprio sul quotidiano Libero. Sì, c'è anche La Verità oggi, ragazzi, che se la prende con carta bellotta, mette ottimi voti a chi lo finanzia, dopo lo vediamo. C'è l'intervista a Tony Capuozzo oggi sulla Verità, ma prima Libero. I marodi Elli scatenati. Il PD vuole sbarcare a Gaza. 4 onorevoli veleggiano verso la striscia per forzare il blocco israeliano con la benedizione della Schlein. E speriamo non del Papa, non ancora per ora. Spuntano i diari di bordo. In centropagina però c'è D'Alema, l'amore della sinistra per i dittatori non muore mai. Xi minaccia il mondo, D'Alema in estasi. Stupendo, certamente, minimo. Sempre sul quotidiano Libero, quei calci postumi sulla storia di fede. È il nostro Giovanni Sallusti che ricorda il grandissimo Emilio Fede. Oggi ci saranno i funerali, ma parla anche dell'ultima vergogna. Sarà per sempre Emilio Fidi, così un coccodrillo che poteva veramente fare a meno di essere scritto. Oggi Giovanni Sallusti è sul quotidiano Libero. Avanti perché devo arrivare all'interno e ci vado a pagina 5 di Libero. La gestione dell'immigrazione, crollano gli sbarchi, meno 62% in 2 anni. Nei primi 8 mesi sono arrivati 43.800 migranti contro i 114.800 del 2023. In Consiglio dei Ministri decreto sugli ingressi regolari. Interessante anche per gli amici pidini che Tomasi vuole aprire un CPR in Toscana. Il PD insorge, ma era stato favorevole. Il candidato governatore per il centrodestra in Toscana, Tomasi, dice serve un centro per la nostra sicurezza, perché la Toscana è una delle poche regioni che non ha un centro immigrati per respingerli, per rimandarli a casa. Il PD insorge ma era stato favorevole, attaccano, sono ghetti disumani. Nel 2022 però Nardella e Gianni erano d'accordo, signori. Ottimo argomento di discussione se avete amici della Toscana. Se ne parla quest'oggi sul quotidiano Libero a pagina 5. Chiaro che io vi invoglio a comprare i quotidiani o comunque ad approfondire, poi una volta che vi metto la notizia sul tavolo tocca a voi. Così come la segnalazione di Pietro Senaldi,
quando Ricci progettava di cancellare le Marche, adesso invece vuole guidarle. Nel 2014 il candidato governatore Dem da presidente della provincia di Pesaro si era messo in testa di accorpare la regione Marche con l'Umbria. Aveva detto nel 2014: il numero delle regioni è eccessivo, dobbiamo riformarle e ridurle. Partiamo da Marche e Umbria, che sono piccole e perciò vanno unite. Ah ah! Nuova Salis cerca sì, ancora su Libero, in Calabria la sinistra schiera capolista, la prof che rimpiange gli amici brigatisti. Dopo Mimmo Lucano, il partito di Bonelli e Fratoianni ha scelto Donatella Di Cesare. La filosofa in un post su X celebrò alla sua morte la terrorista Barbara Balzerani. Giro la pagina e mi ritrovo AWS, non molla su Vendola, De Caro non molla le pretese. Chiaramente se amate Vendola, guarda che bella foto qua, guarda, che bell'uomo veramente, che bell'uomo. Come finirà? Siete con Vendola? Lo volete? Comunque in qualche modo ce lo ritroveremo, adesso i bambini sono grandi e quindi insomma sì, fa il papà o la mamma, ma adesso se la cavano da soli. Vado avanti signori, sì, perché la vendetta di Rocco Tanica contro il comune che ha cancellato la sua ospitata perché ha fatto una vignetta sull'albanese. Come osa? Gli ospiti trapagati al Festival Rosso, scoppia lo scandalo. Se siete interessati se ne parla a pagina 10 del quotidiano Libero, ma a me interessa di più le pipe di crack. Le pipe di crack a Bologna, non smettono le pipe di crack di suscitare polemiche. E cavolo, il sindaco Lepore è stato ospite sul canale YouTube di Red Ronnie in un dibattito proprio con il critico musicale, con Andrea Maria Muccioli, figlio di Vittorio Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignano. Da una parte la difesa delle scelte dell'assessore Madrid, dall'altra l'attacco a una pratica che sdoganerebbe l'uso degli stupefacenti. Nel mentre il presidente dell'Emilia Romagna De Pascale ha attaccato duramente il centrodestra dicendo: penso che ci sia veramente un'incapacità di fondo di distinguere tra quelle che sono funzioni e compiti della politica e quelle che sono invece le scelte tecniche operate dai sanitari nella gestione di fenomeni complessi come quello delle dipendenze. Ma sarà distribuire le pipe per fumarsi il crack? Boh. Prosegue il sodalizio Rai Sanremo, sappiatelo, il festival almeno per ora è salvo, niente festival a Gorgonzola, purtroppo, pensa che abbuffate che ci facevamo, il festival sarà ancora a Sanremo, staccato dalle Olimpiadi, ma tutte queste parole non servono a nulla se non arrivo a pagina 11 del quotidiano Repubblica, sei baccato, datemi uno psicologo del PD, datemelo. Libero, pagina 11, signori, facciamo felice Rocchetta che è sempre incazzato, una riunione in vista della manovra di bilancio. Ieri in Bellerio era impossibile trovare un posto. La Lega accelera sul federalismo fiscale, una riforma chiesta dall'Unione Europea per accedere al PNRR. Salvini, prossima settimana al vertice sulle regionali. Fabio Rubini, la novità più succosa emersa dal vertice tutto leghista sull'economia in vista della manovra di bilancio riguarda l'applicazione del federalismo fiscale, una riforma che non è solo uno storico pallino del carroccio, ma una delle riforme obbligatorie richieste dall'Unione Europea per poter ottenere i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Te capì? L'Unione Europea ha anche fissato i termini entro i quali questo provvedimento dovrà vedere la luce, primo semestre 2026. Capite perché sta arrivando? C'è da fare. Con questa riforma l'Unione Europea mira a creare un progetto di organizzazione dei poteri che decentra funzione e risorse fiscali dello Stato centrale agli enti territoriali, devolution, ricordate questi termini, regioni e comuni, allo scopo di aumentare l'efficienza e la corrispondenza tra le esigenze dei cittadini e
nell'offerta di servizi pubblici. Da un lato lo Stato dovrà lasciare più potere di spesa agli enti locali, cedendo loro anche più risorse oggi gestite a livello centrale. Dall'altro il governo dovrà trovare le giuste forme di perequazione per i territori più deboli in materia di entrate fiscali. Quante volte abbiamo detto queste cose? Adesso arrivano davvero. Una riforma che attualmente è nelle mani del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e che, come avrete capito, fa il pari con quella dell'autonomia differenziata, seguita da Roberto Calderoli. Del resto, i principi del federalismo fiscale sono indicati anche nella riforma del titolo 5 della nostra Costituzione, quello che ha fatto il PD, lo stesso dell'autonomia differenziata. Insomma, con una riforma che l'Unione Europea ha indicato come strategica e abilitante, se ne porteranno a casa due al prezzo di una. Non a caso nel comunicato finale del vertice si parla proprio di federalismo fiscale e autonomia. Per il resto, durante la riunione di ieri sono state ribadite le priorità del carroccio in chiave economica. La riunione, si legge nella nota fiscale, è stata l'occasione per definire le priorità a cui sta lavorando il movimento e il modo per raggiungere gli obiettivi, che sono quelli che i leghisti vanno ripetendo da mesi. In primis, la difesa del reddito delle famiglie, una pace fiscale definitiva con la rottamazione delle cartelle, cioè nessun condono, ma la possibilità di saldare i debiti con l'erario con un piano di rientro senza interessi sino a 120 rate mensili. Quindi, se non siete riusciti a pagare delle rate per i motivi più vari, a volte si dimenticano semplicemente, ti ritrovi tutto il debito. Bene, adesso sistemiamo le cose. Non è finita. L'estensione della flat tax al 15%, la già citata applicazione dell'autonomia e del federalismo fiscale, maggiori investimenti per garantire la sicurezza nazionale e la protezione di cittadini e confini, a partire dalla frontiera sud, cioè il Mediterraneo. La Lega infine non molla su un altro punto politicamente molto complesso: un maggiore contributo da destinare a famiglie e imprese da parte di realtà finanziarie che stanno facendo decine di miliardi di euro di profitti, le banche. E non serve la sfera magica per capire che Salvini si riferisce proprio a quelle, la tassa sui profitti. Un tema politicamente divisivo che vede tra i favorevoli la Lega e Fratelli d'Italia, tra i contrari Forza Italia, pronta a fare le barricate per evitarla. Facile che, come già successo in passato, alla fine si trovi la quadra ricorrendo alla richiesta di un contributo volontario dell'istituto di credito. Del resto, il ragionamento degli economisti della Lega è lineare: se lo Stato interviene a sostegno delle banche quando sono in difficoltà, perché le banche non dovrebbero ricambiare la cortesia? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world. We fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me. You don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time. Like a fever,
like I'm burning alive, like a sun. Did I cross the line? Well, good things don't last, and life moves so fast. I'd never ask who is better, 'cause she couldn't be more different from me. Happy and free in leather. I know that you love me. You don't need to remind me. Put it all behind me. Baby, I can see her in the back of my mind all the time. Feels like a fever, like I'm burning alive, like a sun. Did I cross the line? And I wonder, do you see her in the back of your mind, in my eyes? Dolce, 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 dolcissima, fa quasi dormire, ma soprattutto è molto rilassante. Musica indipendente, tra virgolette, questi sono i grandi che piacciono moltissimo. Sembra incredibile, ai giovani. Pensate che Billie Eilish piace moltissimo a mia figlia Tabata. Non l'avrei mai pensato, perché oggi i giovani ascoltano tutti i rappatori che parlano di droga, sesso. Wildflower è da mesi tra i brani più ascoltati su Spotify. Finalmente arriva anche nelle radio. Billie Eilish, è scritto Eilish con la SH, mescola i generi, sfida i trend in questo album che si chiama Hit Me and Soft, che ha ottenuto ben 7 nomination ai Grammy. Da ascoltare, soprattutto se volete rilassarvi. Billie Eilish, noi non la conosciamo, noi grandicelli, ma è conosciutissima tra i giovani, e questo, ripeto, mi dà un po' di speranza, con la S minuscola naturalmente. Il buongiorno si sente dal Varin, certamente 6 minuti dopo le 10, ma siamo in diretta, no, registrati anche dopo le 6 di sera e addirittura più tardi, dopo le 21:30. Rassegna stampa, facciamo insieme il punto della situazione notizie con i quotidiani del mattino, cercando di parlarvi delle notizie che gli altri quotidiani tendono a mettere in piccolino, chissà perché. D'Alema, sì, lo so, nel vostro immaginario collettivo vedere D'Alema nella piazza cinese sembrava finto, e qualcuno lo fa notare oggi in prima pagina. D'Alema deve stare con i suoi fornitori di armi e referente per chi vuole comprare sottomarino o mascherine sanitarie. In Italia siamo così, mai un'inchiesta a fondo. Oh, ma cosa c'è di male a vendere sottomarini? Ma dai! Sammy, non ho capito bene, la Meloni vuole estendere l'articolo 5 all'Ucraina anche prima che la guerra finisca? Sì, anch'io sono rimasto su sta cosa, è un po' che si continua a dire, ma è solo così, tra virgolette, non è che poi dopo, non è obbligatorio dopo andare in guerra, chi vuole ci va, manda dei nostri giovani a difendere e magari morire per la patria di Zelensky, che non è neanche Europa. La Meloni lo sa che l'Ucraina non è la sua patria è l'Italia, se lo ricordi bene.
bene, sì, questa cosa della Meloni, lo dico chiaramente, non ci piace. Sento che il PD candida solo dei delinquenti conclamati, come fanno a prendere ancora voti? I veri comunisti sono più seri, non votano queste persone, i veri comunisti hanno più dignità, si dissociano da questi stupidi pidioti e il piuttosto non vanno a votare. Salutiamo Rizzo, che è passato dalla nostra parte. Sammy, che bell'uomo Vendola, hai fatto il salto della staccionata, guarda che lo puoi dire, fai outing subito, queste illazioni, cattivone. Sammy, me la faccio sotto dalla paura, ritornano i landini, i centri sociali comunisti sfaccendati che non hanno mai lavorato e solo protestato. Sì, caro Gino, tutto vero, in effetti. Basta fare un giro ancora sul Libero. Il Leoncavallo deve al comune di Milano 805.000 euro di tasse sui rifiuti non pagate. I furbetti del centro sociale. Silenzio, prudenza con WhatsApp. Noi grandicelli ormai le abbiamo imparate queste cose. Per fortuna non abbiamo vissuto in questi anni, ragazzi miei. Cioè, oggi è un casino anche semplicemente uscire con una ragazza. Cioè, se sbagli e le metti una mano per accarezzargli le gambe, cioè questa ti può denunciare, ma poi chiaro che poi ci sono esagerazioni pazzesche, si va sulla violenza sessuale, eccetera, non facciamo cazzate, però un tempo, cioè, uno ci provava, metteva la mano sulle ginocchia della ragazza per un attimo, vediamo cosa dice. Cioè, questa adesso ti denuncia per violenza sessuale. Dipende anche per quanti secondi. No, non scherziamo. Comunque, pagina 18 ne parla Libero. Prudenza con WhatsApp. I messaggi possono valere come patti prematrimoniali. C'è una sentenza del Tribunale di Catanzaro: in caso di nozze naufragate, quanto scritto in chat può avere valore legale. Su temi come l'assegno di mantenimento il diritto è sempre più liquido, ragazzi. Cioè, non scrivete WhatsApp dicendo ti voglio sposare, cioè, questa poi lo tiene il messaggio, capito? Vado avanti, sì, devo correre. Vi segnalo operai dal Marocco per la Fiat low cost. Stellantis taglia i costi, non le polemiche. Ecco la grande Panda a benzina a prezzi contenuti, ma è costruita in Serbia, dove i metalmeccanici rifiutano la paga offerta dal gruppo e arrivano i marocchini. Ne parla oggi Libero, pagina 21. Pagina 23, nella posta prioritaria, vi segnalo il fascino discreto dello spacciatore, ma soprattutto del tatuaggio. Qui si parla dei signori più strani che si riempiono di tatuaggi. Personalmente, dico la verità, ogni tanto mi viene voglia di fare, chiaro, se mi faccio un tatuaggio allora o un microfono o l'Albertino da Giussano. Tu, Simone, c'hai tatuaggi? Non visibili almeno. Bravo, poi la tua faccia è un tatuaggio, quindi non ne hai bisogno. Io sono uno dei pochi che non ha tatuaggi da nessuna parte. O un microfono o l'Albertino da Giussano. Mi date un'idea? Avvenire titola prove di forza. Pechino mostra i muscoli al mondo, Xi si veste come Mao, Cina inarrestabile. Ma io veleggio sul Corriere, Putin e Pechino, la doppia minaccia. All'interno, campo largo, i leader sul palco, ma esplode lo scontro in Puglia. Da Roma l'appello a De Caro: fai un passo in avanti, ma lui dice non sono insostituibile. Il retroscena di Monica Guerzoni, siamo sul Corriere, con gli ex non sarei libero, l'out-out del deputato UE prima delle 24 ore decisive, lo scoglio di Vendola qui, Vendola là, Vendola su, Vendola giù, domani sarai nella regione, insomma bisogna dividere e decidere, e so che siete molto nervosi anche voi, come andrà a finire, mamma mia, come facciamo, ma non è finita, no certo, è paginoni ancora, siamo a pagina 13 sul Corriere. Acquaroli, 5 anni di nulla, si nasconde dietro alla Premier, salverò
la sanità pubblica. È tornato Ricci, ma le mette le cinture adesso? Ricci del PD in corsa per le Marche, l'inchiesta usata contro di me da destra, intervista di Maria Teresa Meli sul Corriere, ma si parla anche di Lucano si ripresenta in Calabria, corro in solidarietà con Di Cesare, entrambi in lista con AVS, la mia storia personale mi spinge a dare un contributo alla sinistra in queste elezioni regionali in Calabria, l'ho fatto schierandomi nelle liste di AVS in provincia di Reggio Calabria. C'è però un altro motivo che ha spinto Mimmo Lucano, europarlamentare e sindaco di Riace, a candidarsi: il linciaggio politico mediatico contro la professoressa Donatella Di Cesare non l'ho digerito. Hanno provato a chiuderle la bocca, infangandola, magari ha detto così, infangandola proprio, la filosofa con cattedra alla Sapienza. In un suo post nel 2024, dopo la morte della brigatista Barbara Balzerani, poi cancellato, aveva scritto: la tua rivoluzione è stata anche la mia. La sua candidatura ha scatenato polemiche non solo nel centrodestra, in una campagna elettorale che in Calabria è diventata pirotecnica dopo l'annuncio del candidato presidente del centro-sinistra Pasquale Tridico, e mo te lo dico, dei 5 Stelle, di voler ripristinare il reddito di dignità. Quindi ritornano i piccioli, i danè per chi non fa nulla, ma non è finita, poi si parla anche di campagna, De Luca Junior si candida per il PD e difende i 10 anni del padre. Insomma, oggi il Corriere. Veramente, se siete preoccupati per le elezioni regionali, è il caso di comprarlo. Gli interessi convergenti di Giorgia e Delli, sprint per la legge elettorale, zitti zitti la stanno preparando, la spinta di Fratelli d'Italia per il nome del candidato premier sulla scheda. Giro ancora sul quotidiano Il Corriere: Sala e San Siro non lascio in ogni caso, l'ha detto comunque, non se ne va il sindaco di Milano, resto anche se la vendita non passa, il cortocircuito del PD al corteo per i Leoncavallo. Ma poi Mario Sensini titola Il Carroccio, il rebus veneto tra Salvini e Zaia, il leader che dice lui è un valore aggiunto e il governatore: ci incroceremo, manovra, le richieste leghiste, pace fiscale, contributo dalle banche. Ve ne ho già parlato, ma ne parla approfonditamente oggi anche il Corriere con Mario Sensini. Per la prossima legge di bilancio la Lega preme per la pace fiscale definitiva con la rottamazione delle cartelle, per l'aumento della soglia di reddito per beneficiare della flat tax, per chiedere alle banche un contributo per imprese e famiglie. La manovra verrà messa a punto dopo la metà di settembre, manca poco, quando sarà più chiaro l'andamento dei conti. Secondo le stime, le entrate fiscali sarebbero di 13 miliardi di euro, superiori alle attese, ma si tratterebbe di risorse non utilizzabili per coprire nuove spese. Se avete idee da inserire in manovra, fatecelo sapere. Il bello di questa radio è che siamo un trade union, un cordone ombelicale con la buona, speriamo, politica del centrodestra. Anzi, vi dico di più, sono le 10:15, telefonatemi 029294 7222 per chi vuole commentare le notizie di quest'oggi, anche tramite WhatsApp al 340 67 09 659. Pronto? Pronto, ciao, sono Marco da Settimo Torinese. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori anche. Senti, vorremmo farti una domanda, ma i due candidati di sinistrorsi della Toscana e della Calabria, dove trovano i soldi per il reddito di cittadinanza esteso? Grazie caro, grazie, facci sognare Conte. Beh, è chiaro che se vuole prendere i voti cos'altro può dire? Cos'altro più dire? Più clandestini, non lo può dire certo, più soldi, più reddito di cittadinanza anche per i clandestini. Vorrei che Rizzo si alleasse con la Lega, ci guadagnerebbe la Lega e DSP, sarebbe un bene per entrambi i partiti, ma Rizzo sembra molto restio, si cominciassero a fare dei colloqui seri per vedere se ci si può allineare. Chiaro che
è uno dei miei sogni erotici avere Rizzo qua di fianco a fare rassegna stampa con me. Per il momento ci accontentiamo di averlo visto più volte con il generale Vannacci, ed è una notizia, ma soprattutto di capire che non è più di sinistra, non è più comunista, meglio dire. 0292947222. Questo è il momento giusto per dire la vostra su qualunque argomento. Grazie a chi mi fa i complimenti per la bella maglietta oggi, simpaticona come te, non come quelle magliette che a volte metti da gelataio. Come si permetti? Bravo, sei un uomo d'altri tempi, senza tatuaggi. Non farti deviare, continua così. Spero di resistere, sono uno dei pochi e insomma, poi dopo mi guardo, dico come ce li hanno tutti, io no. 0292947222. Chi vuole parlare con me? Pronto? Ciao Sammy, sono Marco D'Amato. Buongiorno. Anch'io sono un fuori moda, non ho un tatuaggio. Ah, e vai, potremmo fare un nuovo partito, una corrente all'interno della Lega dei non tatuati. I no tattoo. Vero. Ma anche perché io ho paura degli aghi, quindi non riuscirei a vedere uno che mi lavora con un ago. Allora, io purtroppo ho un brutto sentore. Tu sai che in genere quando i governanti, questo lo dice la storia, hanno dei problemi, fanno scoppiare le guerre, perché così distraggono la popolazione, quando hanno problemi interni. E questa Europa, che di problemi interni ne ha tanti, secondo me sta cercando di fare una cosa del genere, magari non una guerra ad alta intensità, quindi un guerrone, però far incazzare la Russia in modo da mandare lì un po' di soldati e far ammazzare qualche centinaio di persone tra di qua e tra di là, e intanto scavalla il problema delle elezioni, perché sono sempre di più gli europei che non ne vogliono sentir parlare di questi governanti. La von der Leyen ha tanti problemi e quindi deve salvarsi anche la Commissione europea, che stanno dimostrando di essere assolutamente ininfluenti a livello internazionale. Un accenno alla cooperazione di Shanghai. Lì è stato fatto un errore gigantesco da parte dei governanti occidentali, che 30 anni fa hanno fatto entrare la Cina nel WTO, pensando che la Cina avrebbe sempre fatto l'operaio dell'Occidente. Ma la Cina ha una civiltà di 3.000 anni. Questi sono nazionalisti all'ennesima potenza. Non è che un cinese o dei cinesi che vengono in Italia, in Francia o in Germania diventano francesi, italiani, tedeschi, eccetera. Rimangono cinesi e orgogliosamente si sentono cinesi. E Xi Jinping sta puntando tantissimo sul nazionalismo cinese. È inutile che noi ci illudiamo. Quelli rimangono cinesi, hanno la loro civiltà. E te l'hanno detto in tutte le salse che loro puntano a diventare la prima potenza globale e puntano a conquistare Taiwan, e vedrai che lo faranno. Mi sbaglierò, ma finirà così. E noi non siamo riusciti a dividere la Russia dalla Cina, è stato un errore madornale, perché tu unisci Cina, Russia e adesso anche India. Questi da soli fanno 3-4 miliardi di persone e il 40% del PIL mondiale. Ragazzi, sono una potenza e noi non abbiamo più l'anima degli anni '80, siamo deboli. Ciao Sammy, Grazie. Lo sappiamo, noi prevediamo il futuro, andrà proprio avanti così. Però potremmo dire, oh, guarda che noi vi abbiamo fatto entrare nel commercio mondiale, vi abbiamo dato un fracco di soldi come paese in espansione, dai, abbiate pietà. Intanto la Flotia, non capisco più niente stamattina, la Meloni ha replicato la Schlein, per gli aiuti ci sono altri canali, con meno rischi e oneri, ma tuteleremo i nostri connazionali, come per dire, quelli che salgono sulla nave non ce ne frega niente, ma i nostri connazionali in zona, scherzo, no, assolutamente. Ma la Premier ha risposto alla lettera della Schlein, che chiedeva al governo di tutelare i partecipanti all'iniziativa sulla Flotia, almeno qualche pastiglia per il mare mosso. 0292947222. Pronto?
Sì, ciao Sammy, sono Walter. Buongiorno. Ciao, allora, due cose. Parto da una premessa. Questo è il governo migliore che possiamo avere in questo momento. Però faccio due considerazioni. Ieri è stato detto, o ieri o l'altro ieri, 1 milione di carte acquisto da 500 euro per le famiglie indigenti. Io di famiglie indigenti, che mi fanno in Italia, ne ho viste zero. Se l'indigente è colui che non può permettersi il telefonino nuovo, extracomunitari con tutto il telefonino, 5 figli, questo è un errore, secondo me. I soldi vanno dati alla classe media. La seconda, vorrei che tu me la spiegassi. Incentivo sull'acquisto delle macchine elettriche, che noi sappiamo sono praticamente per il 90% prodotte in Cina, e quelle che non sono prodotte in Cina hanno le batterie prodotte in Cina. Quindi noi come governo vogliamo fare la guerra alla Cina commerciale, però incentiviamo l'acquisto delle macchine cinesi. Qui c'è qualcosa che io faccio fatica a capire. E se questo governo non si sveglia, io voto Lega da secoli, se non si sveglia a aiutare la classe media, quella che guadagna fino a 60.000 euro all'anno, magari anche pensionato, che sono dentro io, e so cazzi, se non lo fanno loro chi lo farà? Il Partito Democratico? Rispondiamo a quella delle auto elettriche se riesci. Grazie caro, classe media assolutamente da aiutare, la Lega lo dice bello tosto ogni giorno. Devo dirti, io sono comunque non per l'auto elettrica ma per quella ibrida, soprattutto per cercare di migliorare l'aria che respiriamo in alcune città. Vi faccio sempre l'esempio della città di Gallarate in provincia di Varese, dove vado spesso per accompagnare i figli ai vari corsi, e non si respira. Non si può più respirare. Gallarate c'è la Lega che comanda, ma purtroppo è secondario. Non si riesce a respirare durante l'orario di punta e ti vedi il vecchietto che fa jogging, che corre in mezzo al traffico, ma non muore mai, e non muore. Se le auto che frequentano le grandi città fossero per la maggior parte ibride, alla velocità minima che si va quando è l'orario di punta, che sono davvero 20, 30, 40 orari, praticamente non partirebbe il motore a benzina. Questo è l'unico motivo per cui sono non per l'elettrico, per l'ibrido, perché l'elettrico sappiamo che dopo qualche anno lo butti via, le batterie non tengono più. Sto per passare un'altra chiamata, chiamate al volo, siate velocissimi, ma ne parla anche il Corriere della notizia che c'era ieri su Avvenire, a cui abbiamo dato risalto: il ritorno del medico di famiglia. Sale il numero dei laureandi pronti a specializzarsi, raddoppiano a quota 4.000 i candidati ai concorsi delle regioni. Lo aveva anticipato ieri il quotidiano dei cattolici, adesso ne parla, allora è vero, anche il Corriere, che si occupa naturalmente di Mercosur e Unione Europea. Giù i dazi ed ecco l'accordo tra Mercosur e UE: 700 milioni di consumatori. Prandini, servono controlli, siamo preoccupati, è necessaria la reciprocità, rischio concorrenza sleale. Chiaro, noi vendiamo a loro, ma loro venderanno a noi il pollo che costerà 2 lire, ragazzi di miei, il miele. Chi vuole parlare con me? Pronto? Buongiorno, Marco da Roma. Idea per la legge di bilancio: semplicemente ricordare l'obiettivo di legislatura della flat tax, quindi andare in quella direzione, magari una bella forbiciata sulle aliquote IRPEF per le buste paga per i lavoratori dipendenti, quindi magari non si riesce ad avere proprio la flat tax subito quest'anno, però un qualcosa che vada in quella direzione. Grazie. Grazie a te per la bella idea. Una battuta sul Fatto Quotidiano: sanità, inciuccio Fratelli d'Italia PD per nascondere il crack, le regioni a Schillaci, nessun dato fino al voto, ma soprattutto disastri regionali. I numeri sul rispetto dei tempi delle visite al 90% sono truccati, il Ministero li abbassa al 60-70, ora si tenta di impedire che escano. Attenzione, state in linea, non agganciate, vi passo, ma siamo indietrissimi. Ragazzi, mi scuso, manca il giornale, ma poi ritorno in onda oggi, non alle 12 ma alle 13, ritorno in onda. Vi devo dire che prendo la telefonata, dai, prendiamola. Pronto? Pronto, sono Paolo, mi senti? Poi Paolo, ciao. Ciao. Ascolta, io volevo fare una sorta di
chiamiamola denuncia, una grossa problematica per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate. Cioè, per favore, faglielo sapere anche a Salvini, che si metta a modificare questo sistema che fa veramente schifo. Tu vai a pagare le tasse, ti devi prenotare, se non riesci loro non ti fanno entrare, dopodiché le cartelle che ti mandano, c'è una legge dell'82 del 2000 che dice che devono essere chiare le dichiarazioni che fa l'Agenzia delle Entrate e l'ufficio riscossioni, e invece non si capisce niente. Io chiedo agli altri ascoltatori che ti chiamino e che ti facciano presente questa cosa, perché non so se ti è mai capitato una carta dell'Agenzia delle Entrate, tu paghi delle tasse e non sai di che cosa stai parlando e di che cosa stai pagando. Ti chiedo la possibilità di migliorare questa cosa. Grazie. E io ti ringrazio perché in questo momento stanno ascoltando molti politici della Lega e non soltanto, che annotano troppo spesso queste mail vengono scritte con l'ausilio del computer, dell'intelligenza artificiale, e quindi impacchetta tutto quanto la vostra richiesta in una soluzione che non c'è una soluzione uguale per tutti e molto spesso non spiega. Me ne vado certamente ringraziandovi per il gentile ascolto. Mi sono scritto, manca La Verità e Il Giornale tra i quotidiani. Io torno in onda questa mattina non a mezzogiorno, perché ritorna Sic et Non, ma alla 1, alle 13, e quindi torneremo in rassegna stampa, ma torneremo anche agli appuntamenti da non scordare. Grazie a Simone 1, Simone 2 in regia. A più tardi. Avete ascoltato la rassegna